Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APVS. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane dedicata alle tradizionali fiere di Santa Lucia. Tra poco conosceremo i saperi e i sapori esposti in questa fiera, ci saranno molte particolarità, curiosità, ma la novità vera è che questa fiera è diventata un ente organizzato che guarda al futuro, ed ecco il presidente Domenico Dal Bo. Allora, buona giornata, grazie per l'accoglienza. Cosa vuole diventare questo ente fiera di Santa Lucia? Non basta solo produrre, bisogna anche vendere. Il progetto strategico di Santa Lucia, che è azienda speciale e quindi è una società assimilabile a una società di capitali con il suo consiglio di amministrazione e il suo collegio sindacale, nel piano strategico è quello di far diventare Santa Lucia, ma far diventare, arrivare ad Treviso un ente fiera. Quindi un progetto provinciale che guarda al Veneto con interesse, perché nella provincia di Treviso manca un ente fiera vero. Noi cerchiamo di aggregare la regione, la provincia, la Camera di Commercio, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i privati, l'ente fiera di Santa Lucia, l'ente fiera di Godega, per fare l'unione fa la forza, un ente unico provinciale della Marca Trevigiana. Allora il beneficio sarà di tutto il territorio della Marca Trevigiana. E il progetto quindi è tracciato, queste fiere 2010 nonostante le tante difficoltà economiche comunque hanno retto e qui c'è un giusto mix tra tradizione e innovazione. Questa fiera con 220 espositori su 55 metri quadri di esposizione accoglie i produttori dell'Austria, della Slovenia, della Francia, della Croazia, quindi è una fiera che si sta internazionalizzando. Ecco perché chiedo alla Marca Trevigiana di essere unita e ad arrivare ad avere un ente fiera che può diventare un ente fiera internazionale. Grazie a Domenico Dal Bo, poi ci rincontreremo perché ci sono dei marchi nuovi, Kiwi, c'è un marco tradizionale Pera di Venezia, insomma vogliamo parlare di altre cose in chiusura. Perché siamo qui? Beh, qui ci sono i giovani del futuro, o meglio il futuro che sta imparando l'arte della pasticceria, l'arte del fare il pane con le scuole professionali. Allora Gianni, una ricetta veloce a chi ci guarda da casa. Allora direi una zuppa inglese con base di pan di Spagna, imbevuto al caffè, una crema di mascarpone e zucchero e tanto cacao e cioccolato. E ai nostri ragazzi che ci seguono un messaggio, no? Fate queste scuole che vi possono garantire grosse soddisfazioni. Sì, giusto, fate le scuole professionali, sono la miglior cosa da fare. Ok, grazie a Gianni, ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane e poi andremo a scandagliare un po' i gusti dei formaggi nostrani, a tra poco. Si è tenuta con successo la 23esima mostra del radicchio tardivo a Martellago. Come tradizione, numerose autorità hanno partecipato alla cerimonia di premiazione dei produttori di radicchio. Particolarmente apprezzato quest'anno il loro sforzo contro pioggia e fango per far arrivare puntuale all'appuntamento il rosso fiore d'inverno, come ci spiega Roberto Grotto, presidente della Pro Martellago. Anche quest'anno abbiamo un buon numero di espositori, sono 52, la qualità è ottima. Non è proprio tutto radicchio tardivo, è il medio tardivo, perché il tardivo tarda ad arrivare, proprio veramente, perché fino a che non fa freddo non si riesce a produrlo. Tante persone si sono date appuntamento sotto la tenso struttura della festa, dove il gruppo folcloristico degli antichi mestieri ha riproposto le tradizioni di un tempo, mentre non sono mancate le occasioni di shopping tra stand espositivi e il ricco mercatino natalizio realizzato dalle associazioni del territorio. È un onore a rappresentare queste persone che lavorano, sudano
e dopo decidono di fare una festa, la festa del radicchio a Martellago. È un onore di poter amministrare queste persone, glielo dico sinceramente. Infatti la Proloco ha curato ricche ricette a base di radicchio, servite poi in tavola ai partecipanti con allegria e disponibilità dai volontari. Il radicchio, che è stato il vero protagonista della festa, e come ricorda il senatore Marco Stradiotto, è fondamentale che più gente lo conosca e ne apprezzi la qualità unica. Noi dobbiamo promuoverlo e dobbiamo tutelarlo e riusciremo, se lo facciamo bene, lo facciamo in squadra tutti quanti, riusciamo ad avvicinare il consumatore e il produttore, ci possono essere delle grandi soddisfazioni per i produttori di radicchio delle nostre zone. E proprio per valorizzare e far conoscere il lavoro dei produttori è in corso un'importante iniziativa delle province di Venezia e Treviso. Ce la spiega l'assessore all'agricoltura della provincia di Venezia, Massimiliano Malaspina. I paesi nei quali c'è la produzione di radicchio di Treviso saranno segnati con questi cartelli pagati dalla provincia di Treviso e dalla provincia di Venezia con scritto Strada del Radicchio. Questo è importante perché uno che viaggia e visita il nostro territorio si rende conto di dov'è e di cosa produce questo territorio. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia. Non potevamo non andare nella tradizione casearia di queste fiere, dove troviamo Latteria di Soligo e tantissimi suoi prodotti, e anche il presidente Lorenzo Brugnera, oltre che a Terenzio Borga, presidente di APRO, l'associazione di produttori di latte del Veneto. Presidente, c'è uno slogan lì che parla chiaramente: l'alta qualità della tua terra. Il nostro obiettivo è quello di lavorare su dei prodotti che siano controllati con una filiera, perché l'importante di quello che fa Soligo, ma che dovrebbe fare tutto il nostro territorio, dobbiamo partire dalla terra, dai campi, dai nostri foraggi, per arrivare ai nostri caseifici, una trasformazione compatibile anche con le parti energetiche, per poi arrivare sulle nostre tavole. Ecco, ci sono tanti prodotti da raccontare, da questo barricato al pepe, la vostra mozzarella STG, insomma questa è la qualità che sapete esprimere. Diciamo che il barricato al pepe è un prodotto che chi lo assaggia se ne innamora, su dei momenti speciali è un prodotto speciale. Uno che assaggia, che mangia la mozzarella STG, dice: mangio qualità, mangio sicurezza alimentare. Ecco, ma a Borga appunto chiediamo questa qualità dei prodotti veneti inizia a essere riconosciuta anche nei concorsi, no? Cioè ci sono bellissimi premi e bellissimi tributi e onori. Per la prima volta un formaggio veneto è stato eletto miglior formaggio nazionale. La Grolla d'Oro appunto è il concorso che è stato vinto dai nostri formaggi, da un formaggio della provincia di Vicenza, ma non solo quella, perché altri due formaggi nelle categorie sono state vinte altre due categorie. Andare in casa dei piemontesi e dei valdostani, dove praticamente loro se la fanno sempre molto più di noi, con 49 formaggi su 200 è veramente il motivo di dire: noi veneti siamo abituati a mettere in mostra il nostro prodotto, siamo abituati al confronto. Casius Veneti è l'emblema di quello che è il nostro modo di lavorare e lo abbiamo trasportato adesso a livello nazionale. I riconoscimenti stanno venendo, già da 2 anni abbiamo fatto la parte del leone, quest'anno abbiamo vinto quello che c'era da vincere. Io voglio però parlarvi anche del cuore dei produttori della Soligo, il cuore che va in solidarietà agli alluvionati. Infatti per ogni litro di latte fresco 1 centesimo è destinato a loro, giusto Presidente? Sembra poco, però su 35 centesimi che costa un litro di latte ne diamo 1, del latte fresco ne diamo 1 agli alluvionati. Spero che questa iniziativa possa essere gradita anche dal consumatore, che il consumatore non costa niente ma aiuta, scegliendo questo latte lui aiuta gli alluvionati. Questi soldi noi li daremo in mano al nostro commissario regionale e il nostro presidente Luca Zaia, che li destini alle aziende che sono bisognose. Allora, io la ringrazio anche per questa testimonianza di solidarietà, grazie anche ad Aprolav per la loro testimonianza. Noi ci fermiamo qui, tra poco parleremo di sicurezza in agricoltura e sapete, in agricoltura i problemi di sicurezza sono ancora troppo alti. A tra poco.